Innanzitutto volevo salutare il mio nuovo presidente, con un grande abbraccio Giovanni, e tutto il nuovo consiglio. Ho partecipato con molto entusiasmo e con passione e con anche emozione a questa nuova tornata elettorale. Sono molto felice per la medicina e per l'odontoiatria questo rilancio ulteriore delle rappresentanze. Fatto questo doverosa premessa e accennandovi ovviamente alla mia emozione in questo momento anche nel vedere il nuovo Consiglio e il rilancio del nuovo Consiglio di Venezia, volevo accennarvi insieme al dottor Andrea Favaretto, facciamo un discorso a due voci, quella che è stata una collaborazione estremamente interessante, nuova, nella quale un sindacato che si mette in gioco come rinnovamento, come associazione medica che non solo fa contrattualistica, ma è impegnato nell'analisi dei fenomeni socio-sanitari, è impegnato nelle proposte, è impegnato in una trattativa con la Regione che non è una trattativa commerciale, ma è una trattativa per il futuro dell'assistenza territoriale, per dare qualità di vita migliore ai medici di medicina generale, ai professionisti del territorio e alla popolazione, perché mai come oggi noi abbiamo gli stessi interessi della popolazione. Abbiamo bisogno di vivere, e l'ha detto il Presidente anche poco fa, una vita dignitosa, con spazio per il tempo libero per la famiglia. Noi non riusciamo a separare quello che è la vita privata dalla vita professionale, è un tutt'uno. D'altronde abbiamo fatto una scelta che prevedeva questo orizzonte, però abbiamo il diritto di vivere serenamente la nostra vita, facendo anche delle proposte importanti per la riorganizzazione del cosiddetto territorio. Su questo la FIMG con CGA di Mestre, nota a livello nazionale per il suo impegno pluridecennale nel campo della ricerca socio-economica, ha voluto fare un'analisi, partendo dalle case di comunità, che noi ovviamente abbiamo, delle cui esistenze abbiamo preso atto per il PNRR, per le esigenze di incamerare finanziamenti importanti di tipo strutturale, ma abbiamo detto anche perché non proviamo anche a proporre un modello che sia funzionale ai bisogni della popolazione e che parte non tanto dalle case della comunità che sono un gold standard, ma che parte dalle esigenze della periferia. Andiamo a analizzare come sono distribuite le case della comunità e andiamo a vedere come si correlano con la rete degli studi territoriali dei medici di medicina generale. E partiamo da queste prime considerazioni. L'obiettivo generale è la conoscenza. La conoscenza, la sua eterogeneità nell'ambito veneto è emblematica dell'eterogeneità della provincia italiana. Quindi il modello veneto è un modello riproducibile, assolutamente interessante per la realtà italiana. Che percorso abbiamo fatto? Grazie anche all'impegno di Enrico Petterle, che ci ha aiutato moltissimo nell'estrarre dati e nel stratificare questi dati e di offrire alla CGA di Mestre ovviamente occasione di analisi e di sintesi. Noi abbiamo incominciato questo nostro percorso, ma da chi? Dal medico che ancora oggi lavora da solo nel suo studio. E non è un personaggio residuale nel panorama, ma ancora oggi rappresenta quasi il 40% dei medici di medicina generale nel nostro Veneto, ovvero un medico che lavora da solo nella periferia senza l'ausilio di personale né di studio, il cosiddetto collaboratore di studio, né personale infermieristico. Proseguiamo percorrendo l'evoluzione strutturale, funzionale di quello che è il territorio, quindi medico che lavora da solo, medicina di gruppo integrata, case della comunità. Secondo noi questo è il percorso che riempie di contenuti ogni singolo step e dà alle case della comunità la vera funzione, il vero obiettivo. Perché siamo partiti così? Perché le case della comunità sono queste. Ora è evidente dal punto di vista proprio grafico che la distribuzione lascia scoperta ampi spazi di territorio, ma probabilmente questo era inevitabile, non è colpa di qualcuno. D'altronde quando le case della comunità, seguendo il DM 77 del 22,
hanno un certo tipo di standard, probabilmente era inevitabile questo tipo di distribuzione. Quindi non è una critica, ma è la fotografia della situazione attuale. Quindi voi vedete il bellunese, l'Alto Vicentino, l'Alto Veronese, la Bassa Padovana e l'area del Rodigino come sono ampiamente scoperte dalla copertura. Ma questa copertura non può essere uno standard assistenziale, deve essere affiancata dalla rete attuale degli studi dei medici di medicina generale. Ed ecco come si riempie questa cartina andando ad occupare molti degli spazi che vedevate prima assolutamente scoperti dalla presenza delle case della comunità. Ma cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la riorganizzazione dell'assistenza primaria deve prioritariamente passare dalla riorganizzazione proprio delle strutture periferiche. E come si riorganizza se il 40% dei medici non hanno personale di studio né infermieri? Si parte appunto da questa visione, da questa analisi, da questa constatazione, per costruire quello che è un percorso evolutivo di stratificazione di modelli assistenziali e di cura delle persone e dei bisogni delle persone in Veneto. Questa è la fotografia delle forme associative, della numerosità dei medici. Voi vedete che sostanzialmente medico singolo, rete di medici e forme miste corrisponde al medico che lavora da solo ed è circa un 37-38%. Perché abbiamo fatto questo tipo di analisi? Perché noi crediamo di costruire uno strumento di conoscenza e di confronto, uno strumento di cooperazione fra sindacato e le comunità locali, uno strumento al servizio della pianificazione degli interventi sociosanitari e dei bisogni delle persone, uno strumento per la pianificazione delle risorse umane sul territorio, uno strumento anche per la pianificazione delle risorse finanziarie, uno strumento che permette di individuare ma quali sono le priorità in un percorso così complesso, così complicato. Ora vi faccio un esempio. Noi abbiamo fatto, poi Andrea entrerà nello specifico tecnico della ricerca, abbiamo fatto ovviamente un'analisi di tutte e 7 le province del Veneto, andando a vedere anche situazioni puntiformi. Io vi faccio solo un esempio, molto veloce, per non sovrappormi anche alla relazione di Andrea, e vi racconto della provincia di Belluno. Questa è la situazione della provincia di Belluno con l'indicazione delle case della comunità. Pieve di Cadore, Belluno, Agordo e Feltre. È chiaro che le case della comunità nel bellunese non possono coprire i bisogni della popolazione di Belluno. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato anche la densità di popolazione. Ovviamente la popolazione si addensa intorno alle 3 città principali e guardate la densità di popolazione nel bellunese, 55 abitanti per chilometro quadrato rispetto a una media veneta di 264. Di cosa ha bisogno la provincia di Belluno? Quindi guardate l'indice di vecchiaia, quindi densità abitativa, indice di vecchiaia, dinamica della popolazione vuol dire spopolamento del territorio. E guardate i tempi di percorrenza per raggiungere la casa della comunità. Da 15 minuti in verde, voi vedete in rosso 45 minuti. È ovvio che la casa della comunità presente a Belluno è poco utile per la gente della Gordino, che impiega 40-45 minuti in assenza di traffico andare nella casa della comunità. Ma questa non è un'affermazione polemica, è una constatazione che dice: allora come andiamo incontro? Come dobbiamo sostenere i bisogni di questa popolazione? Popolazione anziana che ha bisogno di assistenza, che ha bisogno di accompagnamento.
guardate le zone carenti nella provincia di Belluno. Su una media veneta di 0,17 zone carenti per 1000 abitanti, qui siamo a 0,22. Quindi capite che stratifico questo indicatore, un altro indicatore, un dato indicatore, ci dà una fotografia, non dico drammatica, ma molto molto pesante e problematica, dove dobbiamo produrre modelli duttili, snelli di organizzazione, non rigidi. Quindi le case della comunità sono una soluzione se noi riempiamo di contenuti la periferia e man mano alle case della comunità arrivano i problemi complessi, più complicati, dove abbiamo bisogno di diagnostica di secondo, terzo livello. Ecco, dobbiamo cercare di vedere un altro tipo di prospettiva, dal basso verso l'alto, da uno standard organizzativo che dia risposte omogenee, equità, prossimità alla popolazione, arriviamo sicuramente alle case della comunità dove incominciano ad avere un senso logico, perché sono la finalizzazione di un percorso di cura, di assistenza e di cura. Medici di medicina generale in forma associativa, vedete Belluno e Feltre, qui in questo caso, dove le medicine di gruppo e soprattutto le medicine di gruppo integrate, specialmente a Feltre, sono ovviamente una realtà residuale, perché necessitano di strutture centralizzate, di aree ad alta densità. Quindi se tanto mi dà tanto, pensate alle case della comunità come potrebbero rimanere delle cattedrali nel deserto se non riorganizziamo appunto il cosiddetto territorio. Questi sono gli ambulatori dei medici di medicina generale per forma associativa. Ecco che incominciamo a vedere come il territorio si riempie di luoghi di assistenza. Ma questi luoghi di assistenza, se non hanno il personale adeguato, se non hanno un'organizzazione dignitosa di tipo europeo, rimangono luoghi che si svuoteranno inevitabilmente. E una delle ragioni della disaffezione dei giovani medici è esattamente questa. È un territorio estremamente complesso, una vita di sacrificio, non c'è sostegno organizzativo, ed ecco perché noi stiamo perdendo in questi anni il 20% durante il corso triennale di medicina generale dei medici iscritti, 20%, e un altro 20%, dato ancora più drammatico, una volta che hanno il diploma in mano, non faranno il medico di famiglia, perché hanno sperimentato durante il corso triennale sostituzioni, incarichi e hanno deciso che quella vita non fa per loro. Allora, qual è la risoluzione per riempire di entusiasmo, di voglia di fare il medico di famiglia alle giovani generazioni? Esattamente la qualità di vita, l'organizzazione del lavoro che sia dignitoso di livello europeo. Questo è un po' il discorso che oggi volevo portarvi, dei flash che però credo che siano molto significativi, e ci sarà poi la relazione di Andrea che completerà questa nostra riflessione. Allora ripartiamo dalla rivoluzione della casa della comunità o da un nuovo modello di assistenza che parte dalla periferia e trova nella casa di comunità la risposta ai bisogni non soddisfatti dagli altri livelli organizzativi. Allora qui sì ha senso la casa della comunità, non come oggetto standard che non può essere ovviamente proposto così, ma come finalizzazione di un percorso di dignità, di assistenza, di qualità che ha nello studio del medico di medicina generale che deve lavorare da solo in questo momento, senza personale, il primo mattoncino per la costruzione della casa della comunità che abbia un senso di assistenza, di cura, di qualità, di prossimità, di equità e di democrazia, perché io credo che questo indicatore, che questa riorganizzazione sia la capacità di costruire una vera democrazia, è un indicatore di democrazia. Grazie.